Cosa risponde alle opposizioni che chiedono la sua presenza non a Palazzo Balbi ma a Palazzo Ferrofini per l'ultima seduta del Consiglio regionale? Le opposizioni chiedono che io vada a giustificare il fatto che si va in esercizio provvisorio. In esercizio provvisorio si va per due motivi: per impraticabilità, che nel nostro caso non si riesce a approvare un bilancio perché si andrà a votare, oppure per inefficienza. Ma quando noi non andavamo a votare eravamo sempre la prima regione d'Italia per approvare il bilancio. Se ci avessero fatto votare a maggio assieme al Comune di Venezia avremmo approvato il bilancio. È esattamente quello che accade anche in Puglia e in Campania. Notizie sul candidato che correrà al posto suo per Palazzo Balbi? Nessuna notizia, non è un tema del quale mi sto occupando, quindi attenderemo poi che indicazioni arriveranno a questo tavolo romano. Non ho ben capito quando si incontreranno, ma comunque prima o poi si dovranno avere i nomi, visto e considerato che ricordo ai cittadini che fossero interessati 24 e 25 ottobre le giornate per presentare le candidature dei consiglieri e dei presidenti. Ma però sempre Veneto cosa voleva dire nei manifesti? Un ringraziamento? Io lo leggo come un ringraziamento del mio partito per questi 15 anni, che non è un solo a me, ma a tutti i consiglieri, a tutti coloro che io rappresento in quel manifesto, no? Ci sono state 3 legislature con molti consiglieri che non ci sono più, che non sono più stati eletti, e quindi è un ringraziamento per dire comunque per noi sempre Veneto. Io ho iniziato con uno slogan, mi ricordo, prima il Veneto, sempre Veneto va in quella direzione. I risultati della Lega nelle Marche non sono stati la grande performance, sotto Forza Italia. Avrà questo delle conseguenze nella scelta del candidato? Ma guardi, non glielo so dire, nel senso che non ho minimamente, leggo anch'io i giornali rispetto a tutto questo. Ma sul risultato della Lega così basso? Ma se avessimo avuto il candidato presidente sicuramente avremmo avuto un altro risultato. Ci sono dei fattori nelle regionali che sono evidenti. Chi è il presidente comunque traina molto di più di chi non ce l'ha, tanto per fare un esempio. Che campagna elettorale si aspetta? Per il Veneto, visto anche la premessa di oggi. Ma mi sembra che la premessa di oggi sia quella di tutte le campagne. Cioè, ho vissuto campagne molto più infuocate, con polemiche che non finivano più. Io spero che sia invece un confronto sereno, dove tutte le parti politiche possano rappresentare le loro ragioni, dove alla polemica si scelga la possibilità di spiegare anche i programmi elettorali, e dove, guardi, faccio anch'io appello affinché tutte le forze politiche e non politiche che vorrebbero, ambiscono ad essere rappresentate in Consiglio regionale, trovino la forza per candidarsi, perché le elezioni sono purificatrici e sanificatrici. Quindi se qualcuno ha problemi di firme gliele procuriamo noi. Ma lo dico seriamente perché l'abbiamo già fatto in passato, perché è bene che tutti si misurino, perché restare sempre sugli spalti a dire ma se c'ero io facevo, sistemavo. Adesso avete un'occasione, 24-25 ottobre presentate le vostre candidature. Fu un invito che ha ricevuto a unirsi ai consiglieri ad andare in Consiglio regionale, perché ha risposto no? Ma ho risposto chiaramente perché chiedere la presenza del Presidente da giorni dicendo che questa amministrazione è irresponsabile perché manda la Regione in esercizio provvisorio vuol dire raccontare una non verità, per non dire altre robe, perché l'esercizio provvisorio lo devi attuare perché non ci sono i tempi per approvare un bilancio, e non lo dico solo io, lo dice il collega del PD della Campania e il collega del PD della Puglia, che hanno lo stesso problema. Il bilancio non si riesce ad approvare prima di metà dicembre, perché quelli sono le date. Se andiamo a votare a fine novembre, ditemi come si può approvare un bilancio. Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc. Telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED. Un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36.